L'esigenza di far conoscere gli strumenti a disposizione nel campo della prevenzione, gli strumenti che sono a disposizione del questore, quello principale è l'ammonimento, che possono incidere nella fase iniziale della violenza domestica, perché la violenza domestica, come ogni fenomeno umano, ha un inizio. E quindi prima di arrivare ad un ciclo di violenza, ad un'escalation, se arriviamo prima, ma intendo proprio prima del primo schiaffo, e allora lì possiamo non soltanto salvare una vita umana e quindi evitare un femminicidio, ma anche recuperare un potenziale maltrattante. Quante volte si sente una strage che si poteva evitare e quindi a maggior ragione volete diffondere proprio il concetto che c'è uno strumento che in posizione per esempio del vicino di casa che garantisce l'anonimato, quindi anche per la paura insomma di varcare gli uffici. Esatto, invitiamo ad abbandonare tutte le remore, perché proprio l'ammonimento è uno strumento snello, agevole, è un procedimento amministrativo, non ha implicazioni di natura penale, che può essere richiesto da chiunque con la garanzia dell'anonimato in tutte le fasi del procedimento e anche nella fase di eventuale richiesta di accesso degli atti. Quindi il vicino di casa che sente delle urla provenire da altre abitazioni venga nei nostri uffici, dia questa indicazione, che ha la sensazione che qualcosa di brutto succede in quell'abitazione, perché avrà la tranquillità dell'anonimato, di non essere mai inserito o dichiarato responsabile di nulla, anche di una semplice sensazione, perché poi ovviamente le cose vengono accertate, ma non avrà nessuna conseguenza laddove si trattasse di una semplice lite e non di un ciclo della violenza in fase iniziale. Lei ha parlato, è importante fare rete e non voltarsi dall'altra parte. Indispensabile. La rete nell'ambito della violenza di genere è fondamentale, tutti siamo responsabili. Quando accade un femminicidio la responsabilità è la società fallisce. E quindi ognuno deve fare la sua parte, la Polizia di Stato, le forze dell'ordine in generale, la magistratura, i medici di base, gli insegnanti, tutti. Non dobbiamo voltarci dall'altra parte. Se vediamo dei segnali preoccupanti, dobbiamo parlarne con gli altri interlocutori della rete. Lei ha parlato anche di recupero del maltrattante. Esatto, il recupero del potenziale maltrattante, perché nella fase dell'ammonimento siamo agli agiti iniziali di questo maltrattante e il protocollo Zeus, che è appunto l'artefice di questo docufilm, nasce proprio dal fatto che si voleva pubblicizzare il protocollo Zeus, e la dimostrazione più evidente. Le recidive, ossia la reiterazione delle condotte violente, diminuiscono quando il soggetto viene recuperato, e molti soggetti nella fase iniziale della condotta violenta vengono recuperati.